Guarda sto cervo a Valdobbiadene, è andato in comune, è andato dentro il comune. E poco dopo è stata trovata proprio lì, disorientata e spaventata, nell'ufficio della polizia locale di Valdobbiadene. È successo tutto questa mattina verso le 11:30, quando un esemplare di giovane cerva ha attraversato di corsa il centro della città, saltando tra gli addobbi natalizi di Piazza Marconi, per poi schiantarsi contro la porta del municipio. È andata a scontrarsi contro la porta a vetri del municipio, mandandola in frantumi, è salita al primo piano, è entrata all'ufficio della polizia locale, è rimasta lì, l'abbiamo, diciamo, sorvegliata in attesa che arrivassero i veterinari dello SDUE di Treviso e i carabinieri forestali della caserma qui di Valdobbiadene. Che insieme al CRAS, il centro recupero animali selvatici, sono intervenuti sedando e visitando l'animale, che fortunatamente non ha riportato nessuna ferita grave, solo un piccolo graffio sul muso causato dai vetri del forte impatto all'ingresso. Cerva che poi sotto sedazione è stata scortata dagli addetti fuori dal comune e trasportata verso le sue montagne per tornare libera nella natura. Abbiamo dovuto allontanare le persone presenti in municipio e anche i curiosi che venivano per vedere l'animale, perché su indicazioni appunto del servizio veterinario era importante che la cerva non venisse spaventata dalle persone e dai rumori. Persone, rumori, elementi che solitamente spaventano gli animali selvatici dei vicini boschi, soprattutto in orari così frequentati. È anomalo l'orario, perché normalmente si possono incontrare animali selvatici anche vicini ai centri abitati, ma o all'alba o al tramonto. Probabilmente questa cerva era da qualche ora che stava girando attorno al centro di Valdobbiadene, ha trovato lo spazio aperto di Piazza Marconi e l'ha attraversato di corsa.